Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su FIFA 14. Allora raga, è finito il calciomercato, siamo riusciti a portare a casa 2 giocatori su 3, erano 3 i miei obiettivi: Ter Stegen, Doria e Ocampos. È arrivato Ter Stegen e Doria. Ocampos non è arrivato perché per 2 milioni di euro non avevo più soldi, porca mignotta. Non ho venduto nessuno, no, ho venduto il portierone Feller, che ormai però vabbè, insomma non è più giovanissimo, perché volevo puntare tutto su Ter Stegen, che è un portiere che amo tantissimo. Quindi ho portato due giocatori nuovi. E niente, ragazzi, sono soddisfatto. Un buon mercato. Andiamo. Comunque, ragazzi, allora adesso ho cominciato a fare qualche highlights e sono arrivati i messaggi che volete la partita intera. Non ci sto capendo più un cazzo. A questo punto vado un po' a estro. Nel senso, io comunque sono dell'idea che è più bella una partita intera, perché così puoi capire come gioca la squadra ed è più avvincente. Gli highlights alla fine la vedo una cosa un po' fredda. Vediamo di fare stimare degli highlights un po' più grandi. Comunque vai Royce. Dai ragazzi, madonna. Vai Carrasco, vai Carrasco. Carrasco, golazzo di Carrasco! Incredibile Carrasco! Sempre lui, l'enfant prodige del Dortmund, che insegna calcio a tutti. Grande Carrasco. Attenzione. Vai Alaba. Alaba la mette in mezzo di testa. Classe. Jan Huntelaar 2-0. Appena entrato, ragazzi. È entrato sia Doria che Huntelaar. E anche Abate. Adesso vediamo Doria. Proviamo un po'. Nuovo acquisto della difesa. Huntelaar, class. Merda, ste scivolate che ho la mania. Strootman, perché il portiere esce. Che cagata mi ha. Grandissimo Kevinone. Hummels. Huntelaar che ha fatto un gol appena entrato, cazzo. Grande classe. Che classe. Dai, cerchiamo di non prendere gol, Madonna, non riusciamo a fermare. Occhio, gol. 2-1. 2-1, porca mignottona, vai Carrasco. Stiamo attentissimi, ultra difensiva. Forse ho fatto un azzardo con Doria appena arrivato sul 2-0 con una squadra come il Werder, che non è scarsissima. Dai, Huntelaar. Sofio Ioccio. Prima gol subito da Ter Stegen. Huntelaar prova il tiro, così prendiamo un po' di tempo. Dai ragazzi, dai che perde tempo il coglione. Bene, bene. 83esimo, teniamo duro. Doria, svetta la grande, un gigante, dai. Abate. Erroraccio di Aba. No, adesso, non esiste, non adesso. No! Mamma mia ragazzi, mi sono cagatus adossus. Occhio, andiamo a chiuderla, per favore, fischia, arbitro del Cavulus. Occhio. Buttala via. Bravo Doria bravo Doria, il nostro Crackers Doria. E si va a vincere. Pesantissima questa vittoria a Brema, pesante. E dimmi che il Bayern ha pareggiato. Il Bayern ha pareggiato con l'Augsburg. Ragazzi, Bayern Monaco Borussia Dortmund, abbiamo 3 punti di vantaggio. La tensione è altissima, ragazzi. Adesso ce la spariamo tutta, chiaramente match Bundes. E dopo questa, ragazzi, sorteggione di Champions, è arrivato il Real Madrid, quindi ottavi di finale. Abbastanza impossibili, ma dovevamo fare qua. Se vinciamo questa, ragazzi, andiamo in fuga.
Andiamo in fuga. Non capisco perché c'era scritto 56-53. Non capisco, forse è una partita in più, non capisco. Forse ho fatto male i conti prima. Forse avevo già un punto di vantaggio. Boh, vabbè. Comunque, andiamo. Questa è una partita importantissima. Comunque siamo passati in semifinale di Coppa di Germania ed adesso registriamo perché la Coppa di Germania, insomma, se passo se passo comunque non registro fino alla semifinale, perché comunque è una coppa bella, importante, sono i campioni in carica, però registro dalle semifinali la Coppa nazionale. Spostate con squadre veramente, insomma, abbastanza scarse. Vai Strootman, subito Kevin, incredibile, 6 minuti! Kevin Strootman, pazzesco! Il Bayern Monaco campione d'Europa di Benzema. Diego l'ho comprato e forse l'ho comprato anche il Kun Agüero, Forse il Bayern ha comprato anche il Kun Agüero. Proprio il Bayern devastante, il Bayern pieno di miliardi, di milioni di euro. Martinez, attention please, attention, Martinez per Shakira, Shakiri, stiamo calmi. Ma dai, ma che ladri, ma non ci voglio credere, ma no. Ma cos'è rigore? Ma non è fuori area? No, forse ho visto, non lo so, non che credo. Dai Ter Stegen, Weiter, gol. 1-1, in 11 minuti è successo già di tutto. Rigore a mio parere inesistente, ma va bene. Carrasco. Questo non è fallo questo, eccolo là, la cupola del Bayern comincia, contento e scontento, incredibile, che rigore regalato, eravamo 1-0 a Monaco, occhio ragazzi, questi rubano, noi siamo piccoli confronto al Bayern, ai, c'è il gol incredibile, che schifo, in 2 minuti è cambiato tutto, con un rigore che non c'era secondo me, oh finalmente un fallo. Vai Royce, sempre dura Monaco, attenzione, vai con il cuore adesso, con il cuore, è successo di tutto in 16 minuti. Pogba, vai Paulino Pog, sbaglia tutto Paulino, stare calmo, Borussia era in vantaggio alla grande con Strootman, ci siamo fatti rimontare in maniera schifosa proprio. Martinez, Kirchhoff, cross, Shakiri, cross, va tutto bene al Bayern, dai, Suarez, vede talismano Ferreira, dai Ferreira che sta facendo una stagione della vita, Carrasco, prova a metterla in mezzo, il Bayern recupera, Benzema, non è fallo questo. Neanche questo, mande tutti pari in culo, no, meno male, Baines recupera, bravo Baines, Tiagone, non possiamo perdere almeno un pareggio, andrebbe benissimo un pareggio, Diego, bravo, vai Pogba, Paulino Pog, vede Royce, incredibile, passaggio stronzo e Suarez, 2-2, siamo ancora vivi Beppe, cosa si è inventato il Paulino Pog per Royce, grande Dortmund, è impietrito l'Allianz Arena beffata, ma stiamo calmi, manca ancora un secolo, Shakiri, no che bello, buttala via, dai che abbiamo un pareggio, il commentatore della panchina fa calma raga, interesse contigo, dai. Attention, mamma mia è durissima, era fallo contro, vabbè, contento, buttalo via, bravo, ma il Bayern deve vincere assolutamente, il Bayern sta giocando alla morte Fioi, e c'è il gol, calma raga, vai Marc-André. Relax, ho bisogno del relax puro, però senza il puro non ce la posso fare. E dai. Tensione inaudita, indescrivibile, incalcolabile, Martinez, nostra. Avevamo 8 punti di svantaggio, ragazzi.
Dai che potremmo fare veramente l'impresa della vita. No, stai zitto come Martinez. No, c'è il gol. Benzema che Madonna, stai attenti, fioi. Anche Ter Stegen sente la tensione e l'emozione, fioi, di stare con una grande squadra, di giocarsi la Bundes, la Coppa di Germania, e la passerà la sfida con il Real de Madrid, con il grande Real de Madrid. Ocio. Quello di sfide con Real saranno tutte e due le 5 minuti, se ne frega, perché sono partite importanti quelle. O vediamo, comunque insomma adesso non lo so, però concentrazione sul Bayern. Ci giochiamo 3/4 di stagione, anzi tutta la stagione in queste due partite, fioi. Non voglio perdere con il Bayern a Monaco, cazzo, voglio quantomeno pareggiare, anche perché non meritiamo di perdere, un rigore comunque strano. Diego, buttala via, bravo. Pogba, Suarez, bravissimo il super Strootman, Kevinone Strootman si invola, no, scusate, Carrasco, non è un genio, per stato vuole il doppiettone della vita, fuori Kevinone. Non ci voglio credere, cosa aveva fatto cazzo Carrasco, che acquisto. Io comunque su Football Manager mi sto sparando la carriera col Monaco, perché io sono veramente appassionato, cioè per me Riviero, Campos e Carrasco sono 3 campioni. No! Posso diventare 3 campioni, scusate, perché sono ancora giovani, però hanno belle potenzialità, speriamo. No, ma di testa me l'ha parata Pogba, ma non la para mai. Ma porca zoccola immensa. Stiamo calmi. No, non possiamo proprio. Era già gol. Suarez. Fallo, basta. Bavaresi. Strootman. Che prestazione di Strootman, prova il tiro. Muratissimo questo. Diego, attenzione a Diego. Grande, che lo rallentiamo. Dai però. Mi sto cagando addosso, raga, è ufficiale, ho bisogno del vostro supporto. Il Bayern sta giocando veramente alla morte, i campioni dell'Open in carica. Ai, bruttissimo. Grazie dei fior. Ultra difensivo, è entrato Thiago Alcantara per cross. Chi è? Tira! Non ci credo. È Paolino Pog. È Pogba che sta giocando, ma mi sta invitando. È Simo, dammi un attimo. Vai, Suarez, ti prego! No, il calcio è uno sport obeso. Ma perché al 74esimo, madonna del signor? Ma perché stiamo giocando meglio noi? Ma siamo 2-2. Non ci credo. Una partita veramente d'altri tempi, raga. Era da tanto che non si soffriva così. Non siamo contro il Bayern. Occhio. Bravissimo. La vai Tramonto. Dai. Vai Carraschetto. Non ce la fa con. Ma porca di quella porca. Beh, comunque minimo pareggio, cioè, non esiste che perdo sta partita. La sto dominando adesso. Che occasione con Suarez, perché l'ha sbagliata? Perché? Ocio. Nostra, non per i coglioni. Entra Agüero, ragazzi, anche Agüero, l'avevo detto io. Che squadra che è il Bayern, ragazzi. Cioè, è un miracolo se vinciamo la Bundes. Ma stai zitto come? Strootman, la migliore in campo, Kevinone. Vai Carraschetto, ti prego, il gol della vita. Se segniamo questo viene giù tutto. Vai Carrasco, fermato dal merda, fioi.
1 minuto, 1 minuto, 1 minute, ti prego no. No adesso. Sì, fuori. Dai che arriva un 2-2 pesante. Pesantissimo 2-2. Doria si riscala ma ormai è finita. Bender, la butta su Bender. Fischia, Verdoso. Fischia, guarda che mi sto incazzando. Fischio la porca no. Che mamma mia. Ma fischia, Dio santo. Sì, cazzo, 2-2. 2-2 l'Allianz Arena e ci gode. Godimento lento. Vediamo la classifica. Sai che no, siamo contro Real Madrid, fioi. Siamo contro Real Madrid, sapremo le bombe. Ok, qua c'è 2-1-1. Vabbè, insomma, Milan Schalke non me ne frega niente, voglio solo capire in campionato come siamo messi. Mamma mia ragazzi, 3 punti di vantaggio. 55, 56 e 57. No, fino non ce la faccio, non sto capendo niente, non so dove sono. Grandissimi, raga, non sono sotto il commento veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.